Il grande capo stavolta non era un boss della camorra, ma un capoposto del carcere Due Palazzi di Padova. L'ufficiale, 48 anni, residente a Mirano, in provincia di Venezia, già arrestato per fatti analoghi nel 2001 dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli quando lavorava nel carcere di Avellino, comandava il gruppo di 15 persone, tra cui altri 5 agenti carcerari e un avvocato veneziano del foro di Rovigo, arrestati dalla squadra mobile di Padova per spaccio di droga e corruzione di pubblico ufficiale. Telefoni cellulari, SIM card, palmari e stupefacenti, tra cui eroina, cocaina, hashish e metadone, entravano nelle celle di 2 detenuti rinchiusi a Padova per associazione mafiosa. Il gruppo si sentiva al sicuro, insospettabile e incontrollabile. Pensavano di poter comandare, come loro dicevano spesso al telefono, tutto il blocco del quinto piano, cosa che poi ovviamente non è avvenuta. I 6 agenti e l'avvocato erano al soldo di un camorrista del clan napoletano dei Bocchetta e di un affiliato dell''ndrangheta a Strisuglio della Sacra Corona Unita. Ai 2, rinchiusi nella sezione di massima sicurezza e ora indagati nell'inchiesta della magistratura padovana, erano stati portati cellulari con i quali potevano tranquillamente comunicare con l'esterno. Ricompensavano le guardie a seconda dei favori fatti con vaglia postali da 200 a 800 euro inviati da familiari e complici. Queste persone devono essere espulse dal corpo, poi vedremo in un futuro, dipende, intendiamoci, se saranno condannate o meno, perché chiaramente la presunzione di innocenza vale per loro come per tutti, però devono essere espunte dal corpo. Secondo gli inquirenti, il capoposto di polizia penitenziaria avrebbe gestito con altri colleghi anche il traffico di droga all'interno del carcere, permettendo a detenuti, soprattutto albanesi e magrebini, di svolgere parallelamente un loro microspaccio con altri reclusi. L'indagine è iniziata nel 2013, mentre la polizia stava intercettando dei marocchini sospettati di un traffico di droga. Penso che sia una grossa soddisfazione anche per la stragrande maggioranza degli operatori penitenziari che operano nel carcere Due Palazzi, e sono veramente la stragrandissima maggioranza, di vedere colpiti chi chiaramente ha tradito un giuramento fatto nel corso degli anni.